Buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra, questa è la 13ª giornata di Serie A2 della Lega Calcio 8. Si affrontano Capitolini in maglia verde, Moccia Fruit Fisiomed in maglia bianco-blu. Capitolini volitivi in avvio, c'è il controllo del Moccia, sbagliato e la rete di Martino, facile facile, 2 contro 0, non poteva nulla Mancini, l'1-0 dai Capitolini a sorpresa in vantaggio. Bassani pronto alla battuta della punizione, va dentro Bassani, la palla respinta, rimane lì e poi c'è il gol di Andrea Vicini, il 2-0, raddoppio immediato dei Capitolini che oggi fanno sul serio, 2-0. La reazione della capolista affidata come al solito a Pea che prova dalla distanza, grande Sant'Elia. Rinvio corto basso dei Capitolini che sbagliano, attenzione c'è il tiro di Baroni sul palo, poi Pomponi non sbaglia il tap-in, al volo di sinistro, raso terra, non lascia scampo a Sant'Elia, la capolista si rifà sotto 1-2. I Capitolini che adesso pilotano l'azione sulla destra, c'è la palla dentro, azione alla mano, attenzione solo Simoni, gran parata di Mancini. Baroni prova ad andare da fermo per l'ennesimo tentativo col destro, rincorsa lunga, la piazza Baroni, che parata di Sant'Elia. I Capitolini attaccano dopo aver sofferto calcio di punizione. Si presenta Bassani sul punto di battuta, raso terra Bassani, passa tra la barriera, non la vede Mancini. 3-1 dei Capitolini che sono avanti di 2 reti quando manca pochissimo alla fine. Sbilanciatissimo il Moccia Fruit, allora Bassani porta il contropiede per i suoi, c'è Vicini in area di rigore, rientra sul sinistro Vicini, l'assist e il 4-1 di Martino. La chiudono qui, i Capitolini da sesti in classifica battono la capolista 4-1. Palla che spiove dopo un rimpallo a centrocampo, c'è Pea che se ne impossessa in palleggio e si gira. Pea prova dalla lunghissima distanza e la infila all'incrocio, un gol che non cambia la sostanza del match, ma Gianluca Pea fa una grande rete ed è l'ultimo ad arrendersi, 2-4. L'azione dei Capitolini finisce in un nulla di fatto quando arriva però il triplice fischio del direttore di gara, vittoria importantissima per la sesta forza del girone Stella Azzurra della A2. I Capitolini battono 4-2 la capolista Moccia Fruit Fisiomed. Bello vincere contro di loro perché mo sono 3 anni che ci proviamo. Finalmente ci siamo riusciti, una partita molto bella secondo me, peccato per qualche scaramuccia di troppo. Quello è un po' un difetto nostro, loro, un po' di tutta la categoria secondo me, però bello.